Danilo Verruso, lei ha introdotto i lavori di questo Consiglio Comunale straordinario oggi qui a Porto Empedocle, ribadendo le ragioni per cui è stata fatta la richiesta. Beh sì, noi già avevamo chiesto un consiglio e ottenuto un consiglio comunale il lontano 10 luglio, circa 6-7 mesi fa, dove chiedevamo delle spiegazioni. Quelle spiegazioni non sono mai arrivate, anzi per la verità ci hanno detto che il dissalatore che hanno quasi ultimato qui a Porto Empedocle era un dissalatore mobile che sarebbe stato trasferito e che quello fisso sarebbe stato costruito nella zona ex ASI industriale, mentre questo mobile sarebbe stato trasportato a Trapani. Ebbene, con il decreto ministeriale numero 42 del 2025 scopriamo invece che adesso il dissalatore mobile improvvisamente non ha più le rotelle e diventa fisso. Un dissalatore quindi che era stato realizzato su una procedura emergenziale, quindi scavalcando tutte quelle che erano le normative, ad esempio urbanistiche, proprio per la sua temporaneità e per la quale erano stati dati dei pareri. Ebbene, oggi diventa un dissalatore fisso e quindi quei pareri, a nostro modo di vedere, devono essere totalmente rivisti, perché noi continuiamo a chiedere lo smantellamento di quel dissalatore che è stato costruito in una zona urbanisticamente non adeguata e che quindi deve essere poi trasportato dall'altra parte, nella zona ex ASI. E soprattutto c'è una cosa da sottolineare, e cioè oggi, detto proprio da Sicilia Acque, da un suo comunicato, il dissalatore non è mai entrato in funzione. E quindi questa emergenza dove sta? L'emergenza era quest'estate, ma adesso dove sta l'emergenza? Queste e altre domande verranno fatte al commissario e alle autorità e cercheremo di capire fin dove vogliono arrivare, perché i fatti dicono ben altro, cioè che si tratta di lavori fatti malissimo, che sfiorano addirittura il ridicolo, se non proprio ridicoli, diciamocelo, perché un tubo dopo 2 settimane non può venire a galla, quindi significa che i lavori sono stati fatti proprio male e vorrebbero pure addebitare la colpa al ciclone Harry. Siamo davvero in presenza di qualcosa di davvero, a noi sembrava un po' Zelig, ecco. Maurizio Gimino, ecco, questa partecipazione qui al Consiglio straordinario, lei è stato il secondo relatore, ma effettivamente in tanti si chiedono quale risposta ci sarà per la città di Porto Empedocle. Ma la città di Porto Empedocle deve essere liberata da questo mostro sulla spiaggia, perché questa non era la programmazione che era stata concordata in sede del Consiglio Comunale del 10 luglio e sono state disattese le aspettative e dette anche delle falsità. Quindi a questo punto vogliamo chiarezza. Chiaramente noi non siamo gli organi competenti a poter, diciamo così, verificare che cosa è mancato, cosa è successo. Una cosa è certa, si stanno buttando 30 milioni di euro pregiudicando l'utilizzo della spiaggia. Questa cosa potrebbe essere fatta tranquillamente in zona industriale, dove impianti ancora soli e gridano vendetta, al contrario invece della spiaggia che non potrà più essere utilizzata se continua questo dissalatore come lo era in passato. Anche l'ex sindaco Orazio Guarraggi ha ritenuto di assistere a questa iniziativa sul dissalatore. È ovvio che noi siamo d'accordo sui dissalatori perché creano ovviamente un approvvigionamento idrico per l'intera collettività. Il problema è la collocazione di un dissalatore che inizialmente doveva essere provvisorio e quindi tutti eravamo convinti che, finita l'emergenza e la provvisorietà, poi si optasse per allocare nell'area ASI, dove storicamente c'erano i dissalatori. Quando io ero sindaco abbiamo fatto battaglie per difendere quei dissalatori nell'area ASI. È ovvio che questo non è avvenuto perché man mano che si è andato avanti si sono cambiate le carte in tavola, cioè da provvisorio è diventato definitivo. Le autorizzazioni che erano provvisorie, che avevano una valenza e una anche qualità di tecnico provvisorio, quindi era limitato nel tempo, adesso si è prolungato negli anni. Di conseguenza anche quelle approvazioni diventano illegittime dove c'è anche una variazione degli strumenti urbanistici e quindi anche non conforma agli strumenti urbanistici. Quindi noi vogliamo delle risposte perché questa Porto Empedocle deve avere un futuro, deve guardare verso avanti, deve avere una prospettiva di sviluppo, non può essere preda di chiunque arrivi e collochi un poco qua, un poco là le loro iniziative per soddisfare le loro esigenze tecniche ma anche economiche. Porto Empedocle è il diritto
oltre che il dovere, di guardare al futuro e riordinare la propria città. La partecipazione a questo Consiglio Comunale straordinario la tenta un po', sia sincero. Ma guardi, io vivo a Porto Empedocle, adesso sono in pensione, quindi vivo 24 ore al giorno già da 1 anno e mezzo, mi rendo conto della situazione, una situazione gravissima, è un paese abbandonato, proprio per questo hanno avuto facile, purtroppo, gioco questi soggetti che dal nord vengono e impongono le loro scelte senza che nessuno abbia mosso nulla dal momento in cui l'abbiamo saputo, perché quando si è scoppiata la grana i lavori erano già iniziati e quindi Mare Nostrum, che io apprezzo la loro attività e ho rispetto del loro attivismo, ha avviato delle situazioni di contrasto alla realizzazione del dessalatore lì nell'area Enel. Purtroppo eravamo troppo in ritardo perché nessuno può fermare dei cantieri in corso d'opera con i contratti, con gli operai, solo la magistratura qualora si riscontrano fatti gravi e anche penalmente rilevabili. Di conseguenza questo è stato un inganno verso la città di cui possiamo e dobbiamo porre rimedio.